Allora, entriamo nel vivo di questa conferenza di questa sera. Quando parliamo di Maker Faire parliamo sicuramente di stampanti 3D, parliamo sicuramente di droni, parliamo sicuramente di Arduino, che è un'istituzione per tutti i maker, ma parliamo in particolare anche di robot, che sono una delle figure più popolari quando girate per i padiglioni della Maker Faire. Da qualche anno per la Maker Faire Roma di robot se ne occupa uno dei massimi esperti mondiali che abbiamo la fortuna di avere in Italia, che è il professor Siciliano. Ciao professore. Ben trovato alla Maker Faire. Ben ritrovato finalmente. Sì, ben ritrovato. Come è andata questi anni? Non vi ho seguito da lontano. Gli hai dato un'impronta molto forte sulla robotica in questi anni? Sì, assolutamente. La scelta vincente del 2017 è stata quella di avvicinare la creatività dei makers, degli hobbisti, con l'altrettanta gelianità di chi fa ricerca in Italia. Noi abbiamo un'eccellenza in Italia nel settore della robotica e quindi diciamo, l'idea è stata quella di avvicinare il mondo dei makers ai gruppi di ricerca diciamo, dei centri italiani. E infatti in questa edizione ci saranno, credo, io di nuovo ho curato tutta la parte espositiva, 70 laboratori e da venerdì a domenica ci saranno 10 dirette streaming con 10 laboratori selezionati in Italia che diciamo, forniranno un panorama di quella che è la ricerca. Peccato, diciamo, l'assenza fisica, nel senso non poterli toccare, vedere come si faceva di solito. Esattamente. No, c'erano anche i bambini che facevano le foto con i robot. Come no. Era strategica la scelta di collocare gli stand di ricerca vicino agli stand dei makers nel padiglione 10 della Fiera di Roma. Quest'anno. Beh, lo rifaremo però, questo assolutamente. Sì. Senti, che prima di collegarci tu oggi ci hai portato 2 o 3 ospiti internazionali di grandissimo livello che saranno quelli che si chiamano i keynote speech. Ma esatto. Che cosa c'è di nuovo nel mondo della robotica quest'anno? È stato un anno, dal punto di vista della robotica con la pandemia, che cosa abbiamo imparato? Allora, abbiamo imparato una ridefinizione dell'ambiente ostile. Cioè, per ambiente ostile tradizionalmente la robotica si intendevano per esempio i terreni contaminati nuclearmente, il disinnesco degli ordigni oppure i lavori pericolosi. In realtà la pandemia ci ha dimostrato che non solo gli ambienti di lavoro possono essere ostili, ma anche gli ambienti sociali. Pensiamo appunto al contagio del virus, quindi le case, gli ospedali, le scuole possono essere ambienti potenzialmente ostili. Si sono visti robot in corsia in qualche caso? Si sono visti robot in corsia. Io ricordo l'articolo che tu scrivesti in maniera provocatoria su Repubblica ad aprile. Dove stanno i robot? Dove sono i robot? Perché eravamo tutti chiusi in casa e dicevamo, ma questi famosi robot assolutamente. Noi come Istituto Italiano sulla Robotica e Macchine Intelligenti abbiamo inviato un contributo alla rivista Science Robotics, una delle maggiori riviste, proprio per la risposta italiana al Covid. Sono stati a Varese, sono stati a Pisa e poi diciamo... quindi svolgono quella parte del lavoro un po' dove c'è il rischio contagio, dove chiaramente i virus del robot sono un virus diverso dal virus umano. Quindi... E non è solo un problema di telepresenza, cioè di rendere per esempio accessibili le camere dei pazienti ricoverati per Covid oppure la sanificazione. In realtà grazie alla robotica è possibile anche estendere il concetto di smart working che tutti quanti noi stiamo vivendo anche da un punto di vista fisico, perché poi alla fine la robotica ha la parte di azione, la parte in moto, no? Rispetto alla percezione e alla cognizione che caratterizzano l'intelligenza artificiale. Io non so se è pronto il collegamento, è pronto? No, è pronto, però allora, visto che è pronto, lasciatemelo lì 30 secondi. Un'altra domanda, visto che hai citato un mio articolo, me ne cito un altro di qualche giorno fa. Sì. Quest'anno era molto atteso un rapporto che doveva fare l'MIT sul futuro del lavoro e si erano messi lì per dire, ma davvero i robot ci rubano il lavoro? E la risposta è stata molto netta, non sono i robot che ci rubano il lavoro. Immagino che tu l'abbia letto, sì, l'ho letto. No, non il mio articolo, dico il rapporto. Sì, ho letto sia il tuo articolo sia il rapporto. Insomma. Cioè, questo fatto della disoccupazione tecnologica è uno dei grossi luoghi comuni. Qualche mese fa sul Guardian dicevano appunto che Amazon aveva assunto, e utilizzo questo termine provocatorio, 500.000 robot, però diciamo, di fronte ai 500.000 robot si sono creati 800.000 nuove posizioni di lavoro. Quindi in realtà è una riconversione del lavoro e tra l'altro noi dobbiamo pensare in termini positivi sulla tecnologia, anche se magari il termine positivo ora può avere un'accezione diversa in questa crisi pandemica, nel senso che il robot si può sostituire all'uomo in lavori pericolosi,
ma in realtà la vera scommessa è diventare un assistente dell'uomo a tutti gli effetti. Quindi il problema è far diventare il robot un nostro assistente e non diventare noi assistenti del robot. Chiaramente lì dipende dal livello di formazione. Esatto, ci sono dei dilemmi morali, no? E delle questioni etiche, giuridiche, sociologiche che bisogna ovviamente affrontare. Senti, è pronto il primo ospite che ci hai portato? Ce lo vuoi raccontare? Bernie Roth. Sì, io sono particolarmente devoto proprio a livello personale a Bernie Roth perché è stato uno dei miei mentors. Sarei dovuto andare a Stanford, però ho preferito restare in Italia e restare a Napoli perché nell'89 c'era questa opportunità. Che cosa insegna Roth? Design thinking? Roth, oltre a essere uno dei più noti robotici mondiali, ha una doppia vita. Nel senso che ha sempre accompagnato la sua esperienza nel settore della meccanica, della cinematica e dei robot al design thinking ed è stato il cofondatore... Come lo definiresti il design thinking per mia mamma che ci sta ascoltando e magari non lo sa? Ma il fatto di pensare a realizzare qualcosa in una maniera completa, guardando tutti quanti gli aspetti. Quindi... Diamogli il benvenuto, tocca a te. Sì. Siete amici, immagino. Sì. Io spero di vedere Bernie. Professor Roth, welcome to the Rawmaker Fair. Can you hear us? Glad to be here. Ciao Bernie. Yeah, so I'm glad to be here. Shall I, if I start my talk, I need to share my screen with you. Shall I do that? Okay, yes, you can. Go ahead. Yeah. Thanks. Okay. Sta provando a condividere lo schermo, faccio il sottotitolo nella fase di silenzio, diciamo. You have disabled, I can't share it. You have to enable me. Ok, allora lo dico alla regia, il professor Roth dice che se non gli diamo le autorizzazioni non può condividere lo schermo. Non so se... No, ecco, vedo che stanno cambiando. Perfetto, condivisione schermo, sicurezza, avevamo bloccato il professore, ecco. I think now it's all right. You can try again. I think it should work. I'll try again. Let's try again, please. Okay, yes, it's okay now. Thank you. Great. Thank you. Take a minute, I'll be with you. Okay. Okay, let me slideshow from the beginning. Okay. Okay, so I'm ready, and I'm going to start my timer. So we're in business now. So I want to talk to you this afternoon for you, this morning for me, about designing and making based on user needs. And this is something that's very important to us at the D School, where I work mainly now. And if you're going to solve a problem, basically there are for us, two very important aspects to it. One is observation, the other is empathy. Observation means to just get an insightful immersion into the circumstances around the object of study. That's sort of clear. Empathy is a little more subtle. And for us, empathy is a very deep thing. It turns the observer from a dispassionate bystander into one who sees the need on a personal level, thereby connecting to the problem on a human rather than only a technocratic level. And that's something I want to explain to you in a little detail. Because when you have empathy, who do you have empathy for? Well, basically you think of the user, but there are really different categories of users. So for example, it could be the designer, the technocrat who designs whatever it is you have. It could be an expert user who knows how to use it at a high level, or it could be the consumer. And the consumer for us is the same as the user. And now I'm going to show you this. I was in a lab in Japan, and the three examples were so clear. The first is the enthusiastic designer. A student designed this machine. It had to do with demining and locating and getting rid of mines, landmines. And this is a very sophisticated machine, and it's kind of complicated, and it's worth a few doctoral theses and all that. And it's a great machine. But, can the person out in Afghanistan really use it?
Then you get a second level, which is sort of the master's level. This is a great master's thesis, and the student who's done it is a big expert at manipulating this very complicated mechanism. It's a wonderful technical thing, and if he's an expert, he could make his whole life on using this device. But really, again, it's maybe a little too complicated. And then we get to really what to me is the consumer-based product. It's simply a shield. It's a little hard to see, but there's a plastic shield here, and it's a shovel. And this is an undergrad project, right? So in my hierarchy, academically, I went from the best to the worst. But really, in a customer's hierarchy, this is the best one that I'm showing you right now. So it's important to understand that idea. And what we do is we're dealing with people who don't have a lot of money. And I want to talk to you about there's a course, we give about 40 courses a year in the D School, and they're all design based. But there's one that's especially designed for people at the bottom of the economic pyramid, and it's called Design for Extreme Affordability. Now, we've done 158 consumer-centered projects in 17 years with 63 partners in 32 countries. And we believe we've touched the lives of over 100 million people with just what's come out of that course. So I'm going to just show you two examples and to give you an idea of what I think are really important values to have when you go about designing and making things. So the examples are, one is dealing with prosthetics and the other is dealing with dirt floors of all things. So with prosthetics, it's an interesting example because there's a wonderful, here's a prosthetic. If you're interested in beauty, that's a beautiful prosthetic. If you're interested in confidence, that's a beautiful prosthetic. If you're interested in mobility, that's another beautiful. So there are a lot of prosthetics out there that are kind of wonderful. The problem is they're very expensive and they're tailor-made for people who don't have options. And if you don't have options, you can get along without it. You can play soccer with one leg, especially if you're in Naples or Rome or something like that. But basically, if you go to somewhere like India, there's a huge number of people with above knee amputations. And the question was, can we do something to help them? So we went to Jaipur in India and we looked for the need. And these are the people there. Now, the secret is one of these people is a Stanford student. You may or may not know which one it is, but that's Joel there. And he and his friend were able to hang around there. They met this Kumar and they became good friends with Kumar, who has missing a leg. And they kind of found out his specific needs and his specific desires. And he had a leg, and you could see he was working. Now, this is just a simple hinge there. And if you notice how he's walking, there's a lot to be desired on that. So they noticed that, and they figured out what? Well, he just has a single axis in the joint there, and that's a problem. It's unstable. It's psychologically draining. And it's also a long learning curve to use that. So they decided that Kamal, which is the fellow, he needs a way to live at his full potential. And he doesn't have it with that prosthetic that he now belongs. So they went about to find something else. So it's well known in prosthetic business that you have to have the center of rotation above the joint if you're going to be stable. And in this picture, which is from a textbook on walking, the black dot represents the center of rotation instantaneously of the joint of the lower limb to the upper part of the leg. And so you have to be able to make a joint which does that, keeps the center that way. And to do that, it has to be polycentric, and the simple solution is a 4-bar mechanism. So this is a prototype of a 4-bar mechanism made out of cardboard, which they designed and tested. And they came up with a knee, which is called the first Jaipur knee, and it's polycentric. It's polymer based, so it's very inexpensive. And when it was first made, which was some years ago, it cost $20. And this is how he looked now. So that's a huge improvement. But in addition to that,
It enabled a lot of things in his life. And the Time magazine gave it as one of the 50 best inventions of the year. I don't know if it's merit, it's a 4-bar linkage, but that's the idea, okay? So that just by specifically dealing with the one user and dealing his things, they were able to do something that was very appropriate to the person at the level of the user or the consumer. Another example has to do with dirt floors. We got a problem for Rwanda where homeowners, the floors, mainly people use dirt floors, and that's a problem because you have a lot of disease and a lot of health issues because of that. So what they found, if they could make the floors that are still using the dirt but are tamped down, you can get away with a lot of health, and it actually looks quite nice also. So here's someone making one of these kind of floors. And the way it works is there are several levels. There's a gravel level, there's a coarse earth level, there's a fine earth level, and then there's a natural sealant on top. And we were able to get all those materials locally and even figure out how to make a sealant that really works. And a company was started by one of our companies called Earth Enable, and these floors were affordable, they were locally sourced, they were environmentally sustainable, they were job creating, everything was good, except there was one problem, and that is this tamping device, which you see next to the wheelbarrow up above. It's a compactor, and it's the key to getting the floor down, and 60 pounds of weight, and it can only be used by strong men, really. So you got a bunch of guys who can use it and they can get a good income from it, but A, it brings the cost way up, and B, they're not around for most of the season when they're farming, they're all farming. So the problem is, how can you do it in a do-it-yourself thing? How can you do the floor for do-it-yourself thing? So the goal was to enable anyone to compact their floor within one day, and you had to balance time. You had to balance timing versus the weight and costs like that. And again, the students came up with something called the Tamping Queen. You'll see why the name in a minute. And it's essentially a simple 6-bar linkage, which you can run with your hand, but it's much better if you use your legs because your legs are much stronger. And that can do the tamping for you. And it does successful compaction. And it's 15 kilograms lighter than the other thing. It's similar time to do it. It applies greater pressure. You're using the strongest muscles. It's consistent, and it's even transportable by bicycle. So it's a big win. And that's the team, so that's why it's called the Queen. But at any rate, that's sort of the kind of things we do. And then last year, we, as you all noticed, the world got COVID-19. And we had our usual number of 10 projects out in the world. And in March, our students, the projects last from January to June. And in March, the students always go out in the world to talk to their clients and users. And we couldn't leave Stanford. It was against the rules to leave Stanford. So what happened? Well, it turns out instead of being a catastrophe, it was sort of a gift in that people were able to improvise and make prototypes at home. So, an example, this is, I cannot show you this because it's being in Rome. This is a pasta cutter, not a pizza cutter. So this guy at home made himself a little prototype, took his pizza cutter, heated it up. So he wasn't allowed into the shop, so he had to just do what he could do from home.
took two pieces from a garbage bag and cut them to size with the heated cutter. So while he's cutting them, they're actually sealing the edges. So he's actually, at the same time he's cutting it to size, he's making a bag out of this thing. All due to the heated pizza cutter. And the use is for, this is a project in Uganda. They're reforesting a lot of the farmlands, having small farmers planting hundreds of thousands of trees. And this bag is he's going to put some of the fertilizer in, and the seeds are up above, and he's going to do it. So that's a simple prototype that would have never happened if we hadn't had the virus, for example. What are we going to do this year? This year we decided we're going to do all our projects locally. So we've gone into the community, and we've chose 8 projects out of 30 that people offered us to do things like community service, homelessness, food availability, policing, and so forth. So that's the kind of things that we're doing now. And my experience is students and professional engineers are highly motivated to do things to help people. By empathic involvement with the users, designers and makers are more likely to find both the right problems and the useful solutions. Thank you very much. Thank you, Professor Roth. I have just a very quick question for you. So I'm a journalist, so I have to be a journalist sometimes, even during the opening of the Maker Faire. Let's try to dream big for the next year. It's been a very difficult time for optimistic people, 2020, yes. Very difficult times. Now, what's your big dream for the next year? Well, my big dream is the world will return to normal and people won't die, of course. That's my big dream. But it's a kind of opportunity, as I said, like that little prototype I showed you for the Uganda trees. It would have never happened. In fact, we had things where with phones, we were talking to people out in the field in Africa, and they were prototyping. So actually, usually the way it was, the students worked and the user didn't get to see the final prototype until June. Now they were actually making the prototypes as we went along. So in many ways, it was a better way of working that we were forced into. So, it doesn't always work that way, and a lot of things are kind of awful, but my big hope is that people will stumble into magic things like heating their pizza cutters. How is going to be the Christmas time in California? I'm not getting it. How is going to be the Christmas time now in California? How are you doing? How is life now with COVID? Well, now it's quiet. The university is closed. The university has basically been closed. I haven't been to my office since March. The university is basically, you can go if you have a lab and you have to make experiments under certain restrictions. But in 2 days, the university is going to close until January 6th. And then they're going to bring back half the undergraduate class, which haven't been here. So far, only the graduate students have been here. And my teaching has all been in Zoom, Sure. Are you going to make the vaccine? The vaccination? The vaccination? I'm not getting you. Are you going to take the vaccine? The vaccination? No, I would like to go to Rome. I'd like to go, and even Naples. I would go that far south if you'd let me, but they won't let me go. Okay. So maybe next year for the next Maker Faire. My biggest dream would be to be in Naples and eat a pizza with Bruno out on the street. Okay, homemade pizza. Thank you so much, Professor Roth. Thank you. Hope to see you in Italy next year. Thank you. Ciao Bernie. Ciao. Allora, noi siamo un po' in ritardo, ma io ti volevo far dire una cosa al volo su di lui. Sì, vale la pena ricordare che Bernie è autore di un bestseller che si chiama The Achievement Habit, che Stop Dreaming Achievement Habit, che in italiano è stato tradotto Se vuoi, puoi. È perfetto, proprio l'attitudine a realizzare. È quello che ci ha raccontato oggi, questa voglia di fare le cose. Anche se ha detto che il suo grande sogno per l'anno prossimo è
tornare alla vita normale, dove ritornare un po', così prima. Senti professore, noi ci vediamo tra un attimo, abbiamo un paio di belle storie che ti farà piacere ascoltare. A dopo. Non c'è una vera platea, ma insomma siamo dietro, ci vediamo tra un attimo. Allora, bene, bellissimo questo intervento di Barbara Caputo, devo dire pieno di spunti. Tra l'altro qualche giorno fa scrivevo del tema proprio dell'auto che si guida da sola, perché Uber ha venduto la sua unità che fa auto che si guidano da sole. Evidentemente una delle grandi previsioni per il 2020 era che saremmo stati invasi da milioni di auto che si guidano da sole. Certo. Quel futuro non è ancora arrivato. Non è ancora arrivato. Non ci siamo ancora, detto, secondo me. Ora non si sa chi c'è dietro, diciamo, che ha acquistato la... Sì, una startup, si chiama Aurora, però il tema è che oggettivamente ci vuole un po' più. A parte Elon Musk che continua a pensare che domani ce la facciamo, gli altri sono un po' più cauti. L'intelligenza artificiale ancora quelle cose non riesce a farle. Anche perché Barbara l'ha messo in luce in maniera molto brillante. La difficoltà maggiore la si percepisce proprio nella realtà fisica. Pensiamo ai nostri sensi, la visione e il tatto. La visione è facile, trasportare i dati con una banca dati. L'esperienza, diciamo, del tatto distribuito è molto più difficile da codificare. Ed è anche più difficile cercare di avere una rete neurale, cioè che per esempio impari dall'esperienza rispetto ai dati visuali. Ci arriveremo, ma ci vuole ancora qualche anno. Diciamo, sì, secondo me, diciamo, la nuova frontiera, quello che noi stiamo vivendo in coabitazione con gli amici di intelligenza artificiale, è questo concetto di intelligenza artificiale fisica. A noi piace parlare di interaction technology, in cui la A, quindi IAT, in cui la A è capitalizzata intenzionalmente per evidenziare il rapporto tra mente e corpo, tra l'uomo e la macchina, tra robot e intelligenza naturale. Senti, è come se avessimo scritto il testo, stiamo arrivando verso l'argomento del prossimo ospite, del prossimo intervento, che è sulla collaborazione fra uomini e robot, come interagiamo con queste macchine, come l'intelligenza artificiale può interagire con noi e viceversa. Hai portato un altro grande ospite sempre da Stanford, diciamo, raccontacelo. Volendo introdurlo dovrei dire mon frère. Diciamo, mio fratello, nel senso fratello scientifico. Oussama Khatib è probabilmente... Welcome to Rome. Bonjour mon cher. Bonjour Bruno. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oussama è, a mio avviso, la mente più brillante. Sorry, Oussama, we are talking briefly about you in Italian, then we give you the floor. Just a few seconds. Oui. A few notes in Italian. Ok. Oussama è probabilmente la mente più brillante che abbiamo nel panorama robotico, è un vero e proprio ambasciatore della robotica mondiale e infatti lui sta soffrendo. Io dico sempre questa storiella, lui è di origini siriane e tipicamente è sempre in giro intorno al mondo. Quando sta a Stanford sta su uno stopover di Around the World Ticket, quindi diciamo, in qualche modo sta vivendo questo momento di confinamento a casa in maniera, diciamo, molto, molto traumatica rispetto, sicuramente sarebbe stato stasera qui con noi. Oussama ci mostrerà i progressi della tecnologia per quanto riguarda l'interazione tra esseri umani e robot e questa sera c'è una chicca, c'è una primizia, perché Oussama ha lavorato a un progetto di archeologia marina utilizzando un robot umanoide che è stato impiegato per recuperare un vaso prezioso nella baia di Tolone, nel Mediterraneo. Questo il famoso Ocean One. Ocean One, bene. Ocean One scendeva a una profondità di 100 metri, il vascello si chiama la Lune, quindi letteralmente quasi, diciamo, l'ammaraggio sulla Luna, potremmo dire. Bene, a Stanford ora stanno sviluppando la versione Ocean 1K, O2K, che in qualche modo richiama anche le iniziali, no, di Oussama. E O2K è destinato a raggiungere una profondità di 1000 metri, che qualsiasi palombaro con qualsiasi... Non ci potrebbe arrivare. Soprattutto potrebbe arrivare, però poi non potrebbe avere la capacità fisica di manipolare a 1000 metri di profondità. Bene, Professor Khatib, the floor is yours. Merci beaucoup, Bruno. Thank you. I think I understood everything you said. Very good. So, greetings from Stanford, where it's still daytime, and I'm going to share with you this exciting expedition we had in the Mediterranean and the development that we pursued since. So, La Lune is a vessel of King Louis XIV that actually sunk off the coast of France in November 1664, centuries ago. So this vessel
was hidden somewhere by the coast. And finally, we found it in 1993, very close to Toulon, actually. And it was found, and the problem, it is very deep. It's at 91 meters. So we use suits to take divers all the way to 91 meters. And it's very difficult to do any interaction at that place with a suit like this. So of course, a human can dive 40 meters, but we really need robots to go deeper. So the idea of Ocean One is not only that we are building a robot that can dive deep, there are many robots that can dive deep, but this robot is able to dive and touch and affect the environment. So you can see here in my hands, there is a haptic device that lets me touch what the robot is feeling when the robot is in the water. So here is an example of this idea of haptic interaction. We are doing a painting, and the human is guiding the motion of the robot, and the robot is performing the task. The human is able to touch and feel what is going on. So the idea is not only about underwater archaeology. It's not about dealing with the corals, placing sensors and collecting samples. There are so many things in the depth of 73% what covers the planet that needs robotics. So we built this robot with my students, and this is the simulation. We tested the robot in the pool. We brought this robot to the pool many times, fixing it. And finally, the robot was ready. We put it in a box, and we shipped it to the Mediterranean on the André Malraux vessel. This is the vessel of the DRASM, which is the Directorate of archaeology, underwater archaeology in France, from the Ministry of Culture. And here you can see my colleague Michel Lour, who helped deploying the robot at those locations and others. So our idea was, we're taking this robot from 1 meter test in the pool to 100 meters underwater. So we decided to go to 15 meters, where divers can interact with the robot and check the robot abilities, and everything was going well. So we went diving on La Lune. So La Lune here shows, you can see these two cannons that are still standing. And this is an artifact that our archaeologist colleague wanted us to collect. And in this maneuver, unfortunately, the robot got caught between the two cannons. It was very scary. We thought we lost the robot. It was midnight, but this is not any robot. This robot has arms, and using the haptic device, we managed to rescue the robot. In fact, you will see that on the video, but you can see the face of my student, who was really, really scared, and everyone was scared that the robot was caught. But pushing with the hands against the cannon, we were able to rescue the robot. And we went on the mission. We brought the treasure back. So usually you place the treasure in a container, and once you place it in the container, and you can see here, I'm very happy about to place it in the containers. You close the container, and that is the end of the mission, because the container comes on its own to the surface. And then here is the treasure that we brought. This is my colleague Michel Lour, and my students, everyone wanted to touch it. The archaeologist was saying, "It's amazing, you didn't break it." And immediately she said, "This is a Catalan vase from 1664, untouched by humans until now." Well, the year after, we went to Santorini for a different expedition on the volcano, the Colombo volcano. But I'm going to share with you our landing on La Lune. And it was a quite amazing experience. And here is the video.
was checking everything on the robot, the hand, and certifying the robot is ready to go to 100 meters. You can see the speed of the robot. Ok, let's go. Denis, on y va. Franck, tu peux donner un coup de main, s'il te plaît? Là, ça serait bien s'il descendait là. Du marche au 110 maintenant. Ok, Michel. It was very scary diving 100 meters. Maintenant, redresse et reviens au 150. Regarde. Oui, tu y es On est presque. en train de revenir sur zone là. Hein. Tu y es presque. On arrive gentiment en marche arrière. Descends 1 mètre. On y est là. Pas plus loin, pas plus loin. Revenez pas par là. Stop. Stop, recule trop, Parce que là, il faut qu'il fasse très attention. Attention, tu tapes le canon. Tape le canon. 60 cm. It was very scary. However, with the arms, we were able to push the robot. Oui. Le pot est un peu plus sous lui. Hein. Il est devant toi, tu le vois, et il est très léger. Il a la main dessus. Oh, you're close. Yes. Il a There you go. l'objet. There you go. Oui, oui, il est sous moi, il a l'objet dans la main. On est en face de la caisse là, Michel, on approche. Ouais. Ok, perfect. Pas mal. Pas mal, on l'a. Non, il n'y est pas encore, il n'a pas posé encore. Il a lâché, il est dedans. Oussama, tu peux fermer le couvercle avec le bras. C'est parfait. C'est un joli coup. So this was a big celebration at the Musée de la Mer Marseille, where everyone wanted to attend and see this robot. But in the meantime, we pursued the work. We wanted to take our robot much deeper. We wanted to take the robot to thousands of meters. Going to thousands of meters is very challenging. It requires a lot of redesign and work, but we did it. And here is the new robot that is now tested at Stanford in the pool here. And hopefully soon we will be able to take this robot to the Mediterranean, where we have a number of expeditions. In fact, Bruno, this is going to be very close to Naples, the locations that we are considering. So hopefully sometime we can bring this robot to Italy as well. So here is the robot navigation using the haptic device. And the robot is interacting with divers. We are testing the hands. We developed 2 new hands with different number of fingers and more efficient grasp. And right now, these hands are being tested for different shape of control. We can locate and see the navigation through the stereo vision on the eyes of the robot. And this is very important when we are deep. We need to see the hands. There are a number of sensors. There is a chest camera that is locating the objects in front of the robot, but also the stereo is very important to find the depth. And here we are telling the robot to go and try to grasp this cup. And it is adjusting the hand, and it's managed to grasp it very quickly and hand it back to the diver, which
is remarkable in those early tests of the robot. These are images that no one has seen yet, and I'm so pleased to be able to offer these different images to the Makers Fair for the first time. Here, the robot is interacting with a diver. I'm sorry, I can see the image is blurred. Hopefully it will come back. And now the robot is grasping this object. And finally, the robot is placing it back on the table. And it's still very shy from its performance that has to be completed. Thank you very much for your attention. So thank you, Professor. Thank you for this wonderful story, wonderful images. I have to tell you a few things. The first one is, you know, my last name is Luna, it's Lune. So you were in my destiny today. My name is Ricardo Luna, like the vessel. Wow. So I had to be here today. What a coincidence. Yeah, what a coincidence, really. So the first very simple question is why your robots are human-like? So why they look like humans? It was necessary for some special reason, I imagine. Yeah, this is a very, very good question. And the idea is this robot is your avatar for yourself. You are the diver, you are the archaeologist. Archaeologists are very keen about being able to touch themselves. So this is the robot that is replacing the diver. And this is the robot that is going to interact with other divers, assisting other divers. And so essentially it needs two hands, it needs a head, it needs the eyes, it needs to be able to rotate. And that's why it comes to be very close to human form. Actually, it is not exactly a human, it's a mix of a human with a fish, because it doesn't have the legs. So, Professor, a very complicated year is coming to an end. And what do you think we have learned as humanity from the pandemic? Somehow I didn't hear you very well. What do you think we have learned from this very complicated year as humanity? Well, what we learn is that robots, as much as we want robots to be able to help human and be autonomous to do everything, we are realizing that robots can be functionally autonomous, but robots need cognitive support from human. And the connection between human and robot is critical, and the interface that brings visuals and touch, haptic interaction is amazing. And we are applying this in many other domains, in hospitals, in the workplace, and I see a lot of future development for the technology of connecting the human with the machine. So, Professor, we have the same questions for all the guests of the Maker Faire. Which is your big dream for the next year? Well, I'm just waiting for 2021 to be able to fly again and visit my friends in Europe and take our robot to the Mediterranean for this exciting expedition that might happen in the spring or depending on the situation, maybe later in summer. Save the date. The next Maker Faire Rome is going to be in October. So in October, we are going to invite you, for sure. In Rome, next October, with the robot, hopefully. Okay, I hope so. We will find a big swimming pool. It would be a great pleasure. Okay, thank you so much. Good luck. Merci, mon cher. Thank you. Goodbye, everyone. A bientôt. Ciao. Grazie professore. In un secondo, perché siamo indietrissimo al programma, che succede in questi 3 giorni per quello che ti riguarda? Allora, questi 3 giorni, lo dicevo prima, saranno i collegamenti con 10 laboratori pilota e potranno essere visitati virtualmente 70 stand, veramente diciamo una vetrina della robotica italiana che in qualche modo, cioè, non ci sono occasioni così ricche e così dense. D'altra parte, diciamo, tu parlavi di resilienza, il fatto che ora è possibile
fare questa visita. Prendiamo l'aspetto buono. Nel senso che io per esempio ho informato tutti gli studenti, ovviamente potranno visitare diciamo, gli stand senza venire di persona a Roma, quindi prendiamoci l'aspetto buono. È comunque un'occasione per imparare, conoscere, connettersi. Perfetto, grazie professor Siciliano. Grazie Riccardo, ci vediamo in sempre questi un piacere. giorni dove vi ricordo su questo palco ci saranno Rudy Zerbi e Diletta Parlangeli. Grazie, voltiamo pagina. Allora adesso dobbiamo chiudere, siamo pronti con la chiusura, abbiamo il Ministro, abbiamo aperto, come vi ricorderete, col Ministro Di Maio, chiudiamo. Professor Manfredi, in diretta. Ciao. Come stai? Ciao Riccardo, mi senti? Sì, molto bene, forte e chiaro. Ok, mi fa molto piacere vederti, ti ho seguito come presentatore, sei bravo. Ma lasciamo perdere, cioè, quelli veri arrivano domani. Senti, parliamo di cose serie, parliamo della Maker Faire, sono contento, tra l'altro il tuo ministero adesso, noi eravamo abituati a chiamarlo MIUR. Adesso che è Sì. università e ricerca... Abbiamo perso una I e siamo MUR. Siete MUR soltanto, siete MUR. Senti, che rapporto avete con questo mondo dei makers come università e ricerca? Tante università Guarda, sono attorno. io ti dico che io ho avuto sempre una forte relazione anche prima, quando ero rettore, anche presidente della conferenza dei rettori, cioè abbiamo sempre molto collaborato, ci sono tante università che partecipano, Bruno Siciliano che ha presentato con te, un mio collega con cui abbiamo lavorato tanto anche insieme. Io penso che il Maker Faire, il mondo dei makers rappresentano un po' una nuova frontiera della ricerca, nel senso che fino a qualche anno fa la ricerca era una ricerca molto ortodossa, cioè fatta nei laboratori con dei percorsi abbastanza standardizzati. Man mano che il cambiamento è stato così veloce, c'è stata questa transizione così tumultuosa che oggi noi stiamo vivendo in pieno, perché poi anche il Covid è stato un ulteriore acceleratore. È chiaro che oggi i processi di ricerca non sono più dei processi lineari, sono dei processi che sono molto più caotici in senso positivo, cioè insomma quindi un caos buono, che fanno sì che anche la ricerca non ortodossa, quella che un po' è rappresentata dai makers, diventa un fattore importante, perché quando cambiano gli schemi tu non puoi più seguire le vecchie logiche, devi mettere insieme talento e creatività e competenze, e quindi questo mix spesso non lo trovi nei luoghi molto organizzati, ma lo trovi fuori dai luoghi organizzati. Quindi questo dà una grande centralità a questo mondo dei makers che tu conosci bene, perché è un mondo dove c'è molta inventiva, molta capacità di uscire fuori dagli schemi, e questo credo che sia un mix vincente in una fase di transizione così profonda come quella che stiamo vivendo. Senti, quindi la scommessa che abbiamo un po' davanti è quella di mettere insieme la ricerca ortodossa e la ricerca non ortodossa. Sì, è quello che ci raccontava Siciliano, mettere insieme la ricerca dal basso e quella che si fa a livello accademico è stato sicuramente un fattore vincente. È stato un anno tremendo per tante cose, in positivo è stato un anno in cui la scienza è tornata al centro, come si diceva una volta, al centro del villaggio è tornata l'importanza della scienza e degli scienziati. Da questo punto di vista è un grande risultato, e tra l'altro quello che è accaduto sui vaccini dimostra la grandissima accelerazione che la tecnologia ha dato alla scienza, perché un vaccino prodotto in 9 mesi, in 10 mesi non si era mai vista nella nostra storia. Sì, Riccardo, penso che questo sia uno dei lasciti forse più belli, dell'eredità più bella che noi avremo dalla pandemia. Sempre c'è il luogo comune che si dice da un'emergenza, da una grande tragedia, nasce poi il bene, nasce poi il futuro. Quello che è emerso è che le competenze, la ricerca sono ritornate al centro dell'attenzione dei cittadini. Questo è un fatto molto importante, perché io credo che senza consenso sociale non c'è neanche ricerca, e questa è una grande responsabilità da parte dei ricercatori, che debbono essere in grado di mobilitare anche l'immaginario delle persone, perché la ricerca è fatta dai ricercatori, però è fatta nella società e per la società, quindi le persone vanno coinvolte, ci vuole più condivisione, più cultura diffusa, più un lavoro anche di divulgazione positiva della conoscenza, che fa in modo che poi la società possa anche in un certo senso metabolizzare questi grandi cambiamenti che stiamo vivendo. E il caso dei vaccini che tu ricordavi è un caso molto esemplificativo, perché ad esempio il caso di BioNTech con Pfizer è il caso in cui noi mettiamo insieme una ricerca fortemente innovativa, che è capace in pochi
mesi di diventare un prodotto, quindi una cosa che fino a qualche anno fa sarebbe stata impossibile e che oggi invece si dimostra che in un anno una innovazione, una ricerca di base veramente quasi disruptive diventa un vaccino che tra poco inoculeremo a tutto il mondo, compreso a noi stessi. Infatti dei 3 vaccini di cui stiamo parlando sono stati sviluppati da 2 start-up biotech, nel caso BioNTech in un caso, Moderna nell'altro, quindi sicuramente che poi si sono dovute appoggiare invece a multinazionali o al governo americano per svilupparlo e produrlo in grandi quantità, quindi il modello funziona. Senti, io ho visto che ti conosco da tanti anni e ti stimo, voglio provare a tirarti per la giacca e vedere se questa idea ti piace e vuoi usare la opening conference della Maker Faire per lanciare questa cosa. Tu hai parlato del rapporto degli scienziati anche con la politica, che ovviamente è importante perché bisogna convincere poi la società a fare delle particolari cose, in questo caso il vaccino. A me ha colpito molto quello che una settimana fa è accaduto negli Stati Uniti, quando George Bush ha detto che sarà uno dei primi a vaccinarsi, ha chiamato Obama e Clinton e ha detto che Bush, Obama e Clinton, 3 presidenti molto diversi, insieme si vaccineranno in diretta televisiva. Io ho immaginato la stessa scena in Italia, mettendo insieme, visto che noi purtroppo abbiamo i governi che cadono più spesso, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e Conte. Che ne pensi di farli vaccinare insieme per dire che davanti al vaccino non c'è destra e sinistra, alto e basso, è una cosa seria. Se la scienza dice che lo possiamo fare, ci dobbiamo affidare. Ti sembra una buona idea? Sì, guarda, questa è una bella idea perché porta dentro 2 messaggi. Da un lato quello che proprio tu dicevi, che è poi il vero tema, cioè la conoscenza e la ricerca non è un tema del dibattito politico, nel senso che è un bene comune, un valore condiviso da tutti e quindi questo è estremamente importante soprattutto quando parliamo di ricerca medica. E poi che chi ha maggiore responsabilità possa pubblicamente vaccinarsi è un segnale, l'ha detto anche il nostro Presidente Mattarella, questo è un segnale di quanto il vaccino diventi un'opportunità per tutti e si comincia da chi ha una maggiore responsabilità nel momento che è il turno di chi ha una maggiore responsabilità per dimostrare che il vaccino è sicuro ed è utile poi alla salute di tutti. Allora, chissà se riusciremo Voglio dire una cosa, Vai. che vaccinarsi non è un servizio solo a se stessi, è un servizio anche agli altri, perché più persone si vaccinano, più c'è immunità e più questo rallenta il percorso del virus anche per coloro che per motivi vari non si potranno vaccinare oppure hanno delle condizioni particolari. Quindi noi dobbiamo in un certo senso col nostro vaccinarci non solo proteggere noi, ma proteggere anche gli altri. Quindi è un atto comunitario, non è un atto individuale. Allora, chissà se riusciremo a vedere davvero a gennaio questi Presidenti del Consiglio dal 2008 ad oggi che tutti insieme si vaccinano in diretta TV, magari da Vespa, no? Come si fa nel salotto, sì, che per molti è abituale. Senti, chiuderei con un'altra cosa. Chiuderei con il famoso recovery plan, perché sì, anche lì con la stima e la conoscenza che abbiamo sarò molto franco. L'altro giorno ha circolato una bozza del 6 dicembre, dove c'era scritto bozza ad uso interno, va detto, e dove c'era scritto come verranno allocate le risorse. È il piano, lo ricordavamo all'inizio, con cui l'Europa ci dà 200 miliardi, in gran parte vanno restituiti, noi li spendiamo e i nostri figli pagheranno questo debito, quindi dobbiamo spenderli bene. Mi confermi che quella bozza non sarà il testo definitivo, ma la migliorerete molto? Molti hanno notato che ci sono più soldi per rinnovare le persiane che per la disoccupazione giovanile e che i progetti lì erano veramente generici oltre ogni accettazione. Noi non andremo in Europa con quella roba, vero? No, guarda, ti dico che dietro a quella roba ci sono anche dei progetti molto dettagliati. Se pensi, ci facciamo riferimento alla parte che più io ho curato, che è quella lì del segmento di istruzione e ricerca, ci sono dentro tutte queste idee che voi avete un po' presentato, il tema del rapporto tra imprese e ricerca, la ricerca giovane, la formazione nella transizione digitale, nella transizione
verde, quindi anche con idee innovative. Cioè dentro ci sono progetti industriali. veri, anche se non erano lì iscritti, ci sta un lavoro che ci Sì, rassicura. sì, c'è un lavoro molto dettagliato, è chiaro che diciamo con progetti che abbiamo discusso anche a livello, io li ho discussi anche a livello diciamo europeo, per fare anche dei programmi che siano paralleli a quelli che fanno i francesi, i tedeschi, gli spagnoli, perché come tu sai noi dobbiamo creare diciamo, un progetto italiano che però è un pezzo di un progetto Europa, quindi dobbiamo avere insomma una visione comune. C'è un grande lavoro dietro, c'è molte cose dettagliate, poi è chiaro ci sono delle scelte politiche che verranno anche condivise poi col Parlamento. Comunque l'impegno sulla ricerca e sull'innovazione è un impegno molto forte. Io condivido con te una critica tua che ho letto, sul tema della trasformazione digitale della nostra società, della nostra pubblica amministrazione. Quello è veramente un banco di prova, perché tante volte noi abbiamo detto dobbiamo trasformare in maniera digitale quelli che sono i servizi collettivi, purtroppo questo lo vediamo ogni giorno da cittadini, questo insomma non ci siamo ben riusciti fino adesso. Quindi quello è veramente un banco di prova duro sulla connettività, sui servizi, sulla diffusione dei servizi, sull'accessibilità ai servizi, sull'uso della transizione digitale come strumento di riduzione dei divari e non di aumento dei divari. Quella è veramente la sfida che noi abbiamo davanti, e tu sai bene che è una sfida difficile, perché ci hai lavorato anche tu e sai quante sono le resistenze a una trasformazione veramente profonda. Che bello, Ministro, stasera con te il professor Siciliano ho incontrato 2 dei miei 3 lettori. È stato bello, adesso mi manca il terzo, ma la conferenza è finita. Senti, oggi abbiamo chiesto a tutti i nostri ospiti di dirci qual è il loro grande sogno per il prossimo anno, visto che è stato un anno in cui di grandi sogni non ne abbiamo potuti fare molti. Allora, a parte il fatto che non cada il governo a gennaio, che quello non è un grande sogno, lo lasciamo a parte, qual è il tuo grande sogno per il 2021? Ma guarda, io ti dico, il mio grande desiderio è di ritornare nell'università, che poi è casa mia, e rivedere gli studenti in aula, gli studenti nei laboratori e i ricercatori nei laboratori, però con uno spirito diverso, con la consapevolezza che questo anno di sacrificio, di grande sacrificio, non è passato invano, e tutti noi abbiamo una maggiore consapevolezza che investire nella conoscenza, investire nella ricerca rappresenta il miglior modo per investire nel futuro e soprattutto dare un futuro ai nostri giovani. Bene, grazie Ministro, grazie. E in bocca al lupo per tutto, ovviamente per il recovery plan, adesso c'è la legge di bilancio, tante sfide, in bocca al lupo per il governo. Grazie. A presto allora. Non potevamo finire con parole migliori, e allora finisce qui l'opening conference. Tra l'altro di solito queste cose si fanno con un sacco di pubblico, abbiamo fatto delle opening conference anche con alcune migliaia di persone. Io stasera non mi sono sentito solo, perché dietro queste telecamere c'è una squadra meravigliosa, che è la squadra di Cristina Redini, che mi ha coccolato, mi hanno portato il tè, le caramelle, sono stati perfetti, li ringrazio, li applaudo per voi, come si fa in questi casi. Da domani qui c'è un grandissimo show per 3 giorni, lo ripeto, con Rudy Zerbi e Diletta Parlangeli, e ultimo ringraziamento è per Massimiliano Colella, che è l'artefice della Maker Faire di Roma, grazie alla sua bontà che mi ha rivoluto su questo palco. Grazie, buona serata.